Siamo qui al Mangiaparole per presentare il libro di Margherita Sarti, Storie banali. Accanto a me c'è appunto l'autrice e poi Alessia Longo che è l'attrice che leggerà alcuni brani inediti anche che ha scritto Margherita, un racconto. Allora, il libro di Margherita è una raccolta di racconti e dal cui titolo in realtà si evince ben poco, perché non sono in realtà storie banali, ma sono tutte storie straordinarie. Il libro si apre in una bellissima, non è un racconto, è un'introduzione in cui compare la figura dello scrittore. Ecco, in questo caso lo scrittore ha un problema perché non riesce a scrivere il blocco dello scrittore. Tu hai mai avuto il blocco dello scrittore e come riesci a non tanto ideare, perché magari ideare una storia è anche abbastanza banale, magari è più difficile metterla giù in maniera consistente, insomma, che ti soddisfi. Allora, io il blocco della scrittrice ce l'ho sempre, perennemente. Cioè, se tu mi metti lì davanti a un quaderno, io non riesco a scrivere niente, assolutamente. Se invece magari vado in giro e mentre sono quotidianamente a fare una passeggiata o qualsiasi cosa, mi viene magari quell'idea o quella scintilla e poi comincio a metterla sulla carta e allora da lì è come se nascesse da sola una storia perché prende vita da sola, è come se la penna facesse quello che gli pare e io non c'entrassi niente. Ci sono ricordi piacevoli che ti passano sopra come una spugna schiumosa sulla schiena. Ti rilassano, ti coprono, ti ci perdi dentro mentre ti addormenti, desideri, maree, corpi abbracciati. E poi ci sono quei ricordi che sono urticanti, ecco, che sfuggono. Lame nello stomaco, qui vorresti scappare in fretta, ma sono nubi tossiche, assassine. Senza respirare non puoi scappare. Poi pensieri brulicanti iniziano un sussurro sommesso, interrogativo, divenendo un vorticoso brusio di ansia. Una sala di commensali affamati in attesa. La luce si accende e nella notte guardi il muro della stanza. Immagini metafisiche, deliri di fantasie catastrofiche, colpevoli, inadatte e indolinsite. È un profilo peloso, soffice, baffi, striature adagiato sul piumone. I gatti ridono? Di chi non dorme? Forse sì.